Un grande successo anche questa 34esima edizione di Job Orienta, più di 50.000 ingressi, dunque tantissimi giovani, ma anche accompagnati dai genitori per fare una scelta che per loro è davvero importante, forse la più importante dal punto di vista poi dell'attività lavorativa che andranno a fare, è quello di decidere cosa fare dopo la scuola secondaria di secondo grado. Se entrare direttamente nel mondo del lavoro oppure se procedere con un percorso formativo diverso. E dunque l'offerta c'era, i giovani sono arrivati, ma anche è stato importante la presenza istituzionale. Il ministro dell'istruzione oggi ha voluto essere qui presente con i ragazzi, facendo anche un importante convegno sui temi dell'intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie che entrano inevitabilmente anche nel mondo della scuola, e poi anche del presidente Alberto Stefani, il nuovo presidente della Regione Veneto, che ha voluto anche lui essere qua, un bagno di folla con tanti ragazzi. Ma credo che sia importante anche che il supporto, il presidente Stefani capisca che il supporto importante bisogna dare a una manifestazione come questa che noi organizziamo proprio insieme a Regione Veneto.